Ci sono bottiglie di vino pregiate, di vecchie annate, che per aprirle serve moltissima attenzione. Col tempo, infatti, il tappo potrebbe essersi deteriorato e rompersi durante l'apertura, rovinando il vino. In questo caso è necessario aprire la bottiglia troncando il collo con una pinza adatta. Ecco la pinza per apertura alla portoghese di AES Veneto, moderna e maneggevole. Tenendo la pinza per l'impugnatura blu, riscaldiamo sulla fiamma l'estremità per circa 4 minuti. Apriamo la pinza e richiudiamola sulla parte libera del collo della bottiglia per circa 50 secondi. Togliamola riponendola sull'apposito sostegno. Tenendo il collo della bottiglia, passare un cubetto di ghiaccio sulla parte riscaldata. Il vetro si spezzerà. Ed ora è il momento di decantare il vino e gustarlo. Prosit!